Vengo dalla famiglia nota Orfei, facciamo circo da sempre. Dire alle persone, far capire perlomeno alle persone che gli animali del circo non sono maltrattati, sono animali nati in cattività da generazioni a generazioni. Siamo seguiti soprattutto in ogni nostro spostamento che facciamo in ogni comune dalle ASL locali, con 2 veterinari che escono al seguito, uno per controllo della documentazione che rispetta, diciamo, le normative, e per quanto riguarda le normative CITES, che sono quelle più importanti, dove riguardano gli spazi che ci consente la legge per i nostri animali. Questo in tutti i comuni dove ogni circo svolge lo spettacolo. Lei ci ha raccontato un aneddoto che dimostra quello che è proprio il vostro intento e il vostro approccio nei confronti degli animali. Brevemente ci racconti la storia di questo meraviglioso animale. Questa tigre si chiama Siam, è una tigre che ha 8 anni, questa è stata acquistata da un circo in Spagna, perché avevo un cognato che faceva l'acrobata, si trovava lì per lavoro, io l'ho comprata prima assicurandomi dai veterinari dell'ASA della nazione spagnola e quelli nostri, quando è arrivata la tigre, che l'animale corrispondesse alla documentazione CITES. La tigre ha iniziato a non stare bene, via, a zoppicare. Facendo un controllo dal nostro veterinario, perché noi abbiamo un veterinario che ci segue in tutta Italia e in ogni momento che noi abbiamo bisogno, perché è stipendiato da noi, l'abbiamo portata in clinica a Milano. Questa tigre aveva un problema di ossa, aveva le ossa sottili e andava soppressa. Di conseguenza io mi sono opposto, ho detto no, aspettiamo un attimo, cerchiamo di fargli una cura, di trovare un modo per vedere se riusciamo a salvare questa povera tigre. Hanno sperimentato una cura e dopo 3-4 settimane si sono visti i risultati. Adesso questo animale a 8 anni è qui con noi. Se fossimo stati menefreghisti, perché questo animale non ha un costo elevato, con tutte le cure che ho fatto e il pagamento di veterinari della zona che venissero a fare delle iniezioni, queste cose, ne avrei comprate 10. Di conseguenza, salvando questo animale è stata una soddisfazione mia personale e diciamo una dimostrazione che agli animali siamo attaccati. Diciamo che all'inizio del secolo non c'erano regole, non c'erano documentazioni che parlavano di spazi. Uscite le documentazioni CITES e rispettivi regolamenti, il circo italiano si è adeguato a questi spazi e a questo tipo di documentazione. Ogni animale ha un suo fascicolo di documentazione e ha lo spazio che prevedano le leggi italiane e europee. Queste sono normative CITES, non sono state inventate dal mondo del circo. 2 veterinari, che uno controlla il benessere degli animali e gli spazi e il secondo controlla la documentazione che sia tutto in regola. Questo è quello che succede per essere autorizzati a fare spettacolo. Come vi sentite di rispondere in merito ai maltrattamenti degli animali che si dice avverrebbero all'interno dei circhi? Allora, quello che mi sento di dire io a questi signori, a seguire il mondo del circo. Se qualcuno vuole venire al seguito del circo per vedere come sono trattati i nostri animali, cerchiamo di far arrivare al pubblico la sensibilità che hanno i circensi verso i loro animali, perché c'è chi ci lavora con gli animali, c'è chi ama gli animali. Se questi animali fossero tolti ai circensi, dove andrebbero a finire? In quali strutture attrezzate che dicono che hanno, che fanno? Un animale che nasce con un titolare, con un padrone, che li segue fin dai primi mesi di vita, dove andrebbe? Come potrebbe separarsi? Ma la magia del circo sarebbe la stessa senza gli animali, secondo voi? Assolutamente no, perché potremmo mettere il nostro telefono che c'è sulla pubblicità e la cassiera risponde e ogni telefonata che arriva chiedono soprattutto se ci sono animali che partecipano allo spettacolo. Quindi di conseguenza questo circo equestre nasce all'inizio dell'Ottocento e credo morirà con i suoi animali, perché non c'è spettacolo circense senza gli animali.